Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Siamo con Walter Calcinotto, presidente della Rugby Portogruaro. Innanzitutto, che cosa significa organizzare eventi di questo tipo come quello che si è disputato in quel di Caorle? Questo è un evento che ci dà lustro al rugby. Io amo il rugby, ho avuto il piacere di portare il rugby a Caorle. Caorle non ha mai avuto una squadra di rugby e da Portogruaro è stato semplicissimo arrivare a Caorle e organizzare questa tappa di beach, quindi è un piacere sicuramente. Tra l'altro il rugby, in perfetta linea con i suoi valori, abbraccia anche il sociale. Sicuramente sì, qui vediamo tutto l'intervento che ha fatto Vittoria con Specchio d'Italia. Noi come Rugby Portogruaro tra l'altro siamo in sintonia perfetta perché di sociale ne facciamo tantissimo a Portogruaro in questo caso. Lavoriamo molto con i servizi sociali e con varie associazioni del posto per integrare i ragazzi che magari hanno delle difficoltà, mettiamola così. Ecco, quali sono i vostri progetti attuali come Rugby Portogruaro, a parte questo a cui abbiamo appena assistito? Il progetto è quello di costruire, di costruire soprattutto le giovanili. Abbiamo la prima squadra, abbiamo tutto il settore giovanile, lo dobbiamo integrare perché nel post-Covid purtroppo abbiamo perso il 40% di atleti e quindi l'obiettivo è andare nelle scuole, noi siamo presenti nelle scuole, dalle scuole medie alle scuole di primo grado e facciamo formazione, quindi andiamo al mattino a fare formazione nelle scuole e li invitiamo la sera a fare allenamento nel nostro campo. Da un lato vi dà una mano il fatto che siamo in Veneto, che è la culla di questo sport in Italia. Sicuramente ci dà una mano, però questo è uno sport che diventa tutto semplice, è una cosa che viene naturale per chi comunque vuole scoprire dallo sport dei valori. Il rugby impersona un po' tutto, quindi diventa naturale dare una mano e coinvolgere più persone possibili. In tal senso lei vuole fare un appello alle istituzioni per aiutarvi in questi vostri progetti? Dirò tutta che Caorle ci sta dando una mano molto molto importante. Io tra l'altro sono di Caorle, quindi sono trapiantato a Portogruaro per quanto riguarda la presidenza del rugby e dico che se Portogruaro copiasse un attimino quello che sta facendo Caorle per noi non avremo nessun problema ad andare avanti con una certa tranquillità di intenti e di lavoro chiaramente.